Buonasera! Ma sei abbronzatissimo! Chiedo scusa, ma ho esagerato, lo so. Sì, sì. Sai cos'è Napoli? Ora dici Napoli perché? Perché Napoli è Napoli. O solo è Napoli. Tu entri Ed Sheeran, esci Koulibaly. E così. Cioè, è una cosa incredibile. Un giorno, 2 giorni sono stato qua. Ho visto che tu stai raccontando sempre con Eros, mi ricordo nel 2021, nel 2022. No, con me non la fa sta cosa. No. Andiamo nel passato più prossimo, si può dire? Il passato prossimo. Ieri pomeriggio alle prove, è successa una cosa incredibile. Noi eravamo qua, Gigi D'Alessio e io, Palazzo Reale, ieri pomeriggio, mentre noi provavamo, c'era il G7, praticamente tutti i ministri della cultura d'Europa erano là dentro. Sì, e mentre lì c'era il gota della cultura, qui c'era l'ex re dei matrimoni e l'ex re del karaoke. Ma non solo, mentre eravamo qua io chiamavo il ministro della cultura italiana e gli facevo Franceschini! Mario! E poi ogni tanto facevo povero Gabbiano! Tutti i ministri della cultura dicevano a Franceschini who are that boy? Franceschini I don't know, non li conosco, sì. No, devo dire veramente grazie per avermi invitato. Voi veramente dovreste stare dietro le quinte. E, tu stai lì dietro le quinte, incontri un figlio di D'Alessio ogni 5 minuti. Cioè tu allora tu smentiscimi. No, ma hai ragione. Perché a un certo punto arriva, questo è mio figlio, ah piacere, come stai? Poi arriva LDA, ah ma io lo conosco, ma pure quello è mio figlio. E poi ho visto una ragazza bellissima, io non sapevo, non conoscevo l'esistenza di un'altra, cioè lui ha fatto un figlio ogni disco, ti posso dire D'Alessio? Sì. Esatto. A te ti dovrebbero dare veramente il figlio di platino, cioè, te lo meriti. Ti piace come sono vestito? Non sapevo niente di tutto quello che non sapevo, manco io sapevo di incontrare tutto. No, ma stai bello con pigiama. Ti devono dare. Che hai detto? Scusa, che ha detto? Ho detto stai bello con pigiama. Allora sappi che questo qui, lo devo dire, è il pigiama di Giorgio Armani, ma no che è di Giorgio Armani, è il suo proprio. Lui stanotte dormirà con le mutande perché che ce l'ho io, capito? Allora senti, io devo dirti una cosa. Vai. Devo raccontare una cosa velocissima che ti riguarda, che ha dell'incredibile, cioè io non ci volevo credere. A Roma ci sono i famosi, si chiamano salotti romani, no? Dove si incontrano personaggi importanti. Mi hanno invitato in questo salotto romano, okay? E c'era gente, c'era il presidente del CONI, c'era Malagò, c'era Enrico Letta, c'era la Meloni, perché loro fuori da sono amici, c'erano tutti questi, c'era Guglielmo Mariotto, ci stava insomma 2 cinghiali, perché quelli a Roma non mancano mai. A un certo punto suonano alla porta, Malagò, il presidente del CONI, si alza, va ad aprire e dice c'ho una sorpresa per voi, ed era David Gilmour, cioè Pink Floyd. A un certo punto vedo David Gilmour, tutti, David, nice to meet you, I'm a little flower in this Malagò. A un certo punto dico guarda, io la settimana prossima vado a Napoli, dico a David Gilmour, vado a Napoli a un concerto di un mio amico Gigi D'Alessio. Lui fa what you say? Fa, che hai detto? Faccio Gigi D'Alessio, Gigi D'Alessio. Lui mi fa I know Gigi. Io faccio over. Faccio tu over. Allora lui mi dice sta cosa. Allora credetemi sulla parola, mi dice sta cosa. Mi dice io non solo conosco Gigi D'Alessio, ma ho fondato una cover band in Inghilterra, a Cambridge, David Gilmour, e si chiamano i Gigi Floyd. Allora, maestro Pennino, è vero o no? Io gli ho dato un arrangiamento che ha fatto David Gilmour di una tua canzone, loro la suonano a Cambridge ogni sera. Come suena il Corazon, arrangiata da David Gilmour. La vuoi fare? Sì, facciamo. Maestro, prego!